È una grandissima gioia per noi perché il sindaco Barbirato ha accolto questo invito a fare squadra, a parlare di dono a 360 gradi e ad accogliere questo progetto di Giovanni Spitale che fin dall'inizio noi abbiamo proprio sostenuto. L'abbiamo proposto a tante amministrazioni, oggi siamo felici che Abano sia la prima a fregiarsi di questa città del dono e speriamo di raggiungere davvero tanti giovani. E già si sta facendo un lavoro nelle scuole qui ad Abano? Assolutamente sì, gli amici di Avis Abano Terme sono già super attivi da tantissimo tempo e proprio da quest'anno ci hanno preso per mano, ci hanno permesso di accompagnarli a scuola, in particolare agli istituti superiori ma anche alle medie. Ed è bellissima la notizia di questi giorni dove al Pietro d'Abano tanti ragazzi che hanno avuto già una sensibilizzazione di Avis e di Admo stanno andando al centro raccolta sangue per diventare donatori sia di sangue che di midollo. Quindi la città del dono è già molto viva qui ad Abano. E qualche dato rispettivamente a quelli che sono i donatori iscritti nel registro e quelli che sono state le donazioni fino adesso del 2018? Allora, se parliamo di donazioni effettive su Padova, per quest'anno ne abbiamo avuta solo una, Edoardo, 23 anni, ha donato proprio in questo mese di aprile, quindi chiudiamo forse il mese di aprile nella maniera più bella continuando a parlare di dono. Siamo felicissimi perché a Padova abbiamo superato i 100 donatori, l'anno scorso ne abbiamo avuti 6 e noi speriamo che anche questa notizia possa essere proprio un trampolino di lancio per avere altre donazioni. E soprattutto ci piace ricordare che sono moltissimi giovani che stanno entrando nel registro rispondendo ai vari appelli in tutta la provincia e in particolare qui ad Abano festeggiamo questa continua conferma che i giovani che hanno voglia di